Va bene signori, io direi di rendere cara la pelle, quindi questa ce la giochiamo. Benvenuti, io sono Lord Perso e vediamo un po' come andrà questa mega battaglia. Siamo nel sud della Spagna, ultima possibilità per i cartaginesi di prendersi la città, perché poi ragazzi i cartaginesi spariranno dalla mappa. Ormai li abbiamo cacciati nello scorso episodio, se non l'avete visto andatevelo a vedere. E siamo pronti per festeggiare la distruzione totale del regno cartaginese, di quello che ne rimane. Forse perché obiettivamente non siamo messi tanto bene a livello di truppe, però magari qualcosa riusciamo a fare. Rimanete con me per scoprirlo. Ok, loro si sono già posizionati. Oddio, hanno un casino di tiro. Porca miseria, questa è una brutta brutta notizia. Va bene, cercheremo di... Abbiamo navi? No, non ce le abbiamo. Va bene, allora ci rivediamo fra pochissimo, in modo tale che vi faccio vedere come di consueto la disposizione delle truppe a lavoro finito. A few moments later. Allora ragazzi, questa è la disposizione del nostro esercito. Vediamo un attimo se ho fatto un buon lavoro o meno. Vedremo a breve questa battaglia. Allora, io prevedo, poi spero di averci azzeccato, che loro non stiano da questa parte, ma passino da questo punto centrale. Poi se faranno l'aggiramento, ragazzi, la partita è bella che è finita. Dov'è che è il centro cittadino? Fatemi vedere un attimo. È qua, ok, quindi se arrivano di qui sono fregato. Allora a questo punto mettiamoli qua, giusto per avere proprio un minimo per difenderci. Quindi appunto stavo dicendo, siccome prevedo che gli avversari passeranno da questa zona, ho messo tutte le trappole qui. Qui ho chiuso il passaggio, così guadagniamo un po' di tempo nel caso. Anzi, sapete che... No, sì, conviene tenerlo qua. Poi ho messo una barriera con tutti i Veritas davanti e questo potrà fare sicuramente un gran danno. Qui abbiamo il tiro libero per colpire la fanteria e non solo, anche cavalieri eccetera nemici, sperando di riuscire a centrarli. Questi li ho messi laterali, li poi li disporrò in questa zona e quando loro avanzeranno chiuderanno qui il passaggio. Qui abbiamo i nostri esperti legionari che purtroppo sono pochi e li terremo a questo punto magari anche in difesa a questo lato, in modo tale da riuscire ad arrivare velocemente di qui se ci dovessero essere delle problematiche. Qui c'è la barriera, qui il nostro generale e qui la cavalleria. Vediamo ragazzi come andrà sta battaglia, che pregate che sia... che vada tutto secondo come è stato disegnato. Io vedo già la cavalleria che sta spostando da questo lato e questo non mi piace per niente. Però vediamo un attimo. Allora, tiriamo sul generale. Assolutamente. Qua, anche se qualche sasso da questa parte. Allora, ci spostiamo immediatamente di qua, ragazzi. Assolutamente necessario. Anche con la cavalleria a questo punto. Veniamo di qui. E qua in bocca al lupo ai nostri avversari. Ok, scorpioni intanto sono andati avanti. Dov'è il generale? Qui. Vabbè. Vediamo se riusciamo a fregarli. Vediamo, però. Non lo so. Non lo so. Ok, ci stanno bersagliando. Anche noi li bersagliamo. Ulala. 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 Sono già arrivati. Errore di calcolo? Ah, vedremo. Mettiamo le picche davanti. Mettiamo intanto le picche davanti. Queste sono tutte unità, tranne queste. Queste sono d'attacco. Ai ai, arrivano anche le imbarcazioni, dobbiamo stare attenti. Ok, continuiamo a fare danno, perfetto. Io magari queste due le porto di qui, ragazzi. Le portiamo, intanto continuiamo a colpire con i nostri scorpioni. Anzi, andiamo qua. Vedi qua, ragazzi. Bene, bene, bene. Il muro sta facendo il suo gioco. Ok. Venite di qua. Perfetto.
Perfetto. Scorpione continua a martellare. No, non ditemi chi ha usato le munizioni. Ah, ok, di qua. Intanto, bene. Teniamoci in testudo. Avanziamo anche noi a questo punto. Dov'è la mia cavalleria? Da questo lato. Andiamo a rompere le scatole. Posizioniamoci e carichiamoli. Ok. Chiudiamo la formazione. Dove sono i nostri? Sono lontanissimi. Dai ragazzi. Ok, va bene, loro è previsto che collassino. I nostri magari un po' meno. Intanto continuiamo ad attaccare, perfetto. Ragazzi, forza. Il generale se ne sta andando. Ottimo, ottimo. Ottimo. Abbiamo usato tutte le munizioni, fatemi vedere. Chi ha usato le munizioni? Praticamente tutti. No, questi tre di sicuro. Ci allontaniamo da qua. Questi li mettiamo così. E questi li portiamo in questa zona perché devono difendere. Assolutamente. Dai ragazzi, forza. Piazzatevi qua. Ok. Andiamo a caricare, dai, una carichina. La carichina non si nega a nessuno, una carichina. Vediamo se riusciamo a respingere i cartaginesi per l'ultima volta. Maledetti. Ok, legionari qui hanno fatto. Ok, bene. Portiamo via queste truppe, anche loro. Teniamo solo queste. Ok, vai, voi tirate su questi, dai ragazzi. Forza, tirate su questi. Qui ci voleva un'unità di cavalleria, ma non ce l'abbiamo. Loro possono anche andare, allontanarsi temporaneamente, tanto ormai qui il pericolo mi sembra passato. Ci sono solo questi che possono essere problematici, ma... Ok, il generale è andato, perfetto. Fermi, avanziamo. Portiamo questi di qua. A questo punto anche il generale. Ci sono solo questi che lampeggiano. Magari... No, non vado col generale. Non osiamo. Oh, abbiamo fatto fuori una grande percentuale, Portiamo via la cavalleria. Ok. Allora, mettetevi qua. Ok, cavalleria a dare supporto. E via dentro. Formazione serrata. Andate un po' avanti. Ok, vai ragazzi. Dentro. Generale, vieni qua a dare supporto. Vai, dai, tutti dentro. Anche loro a questo punto. Intanto qui la cavalleria sta facendo un po' il suo lavoro. Speriamo che funzioni. Qui chi abbiamo? No, ragazzi. Questi li ho lasciati da soli. Non li ho visti. E gli avevo detto di prenderli però, porca miseria. Ho perso gli scorpioni. Vabbè, ormai è andata. Carichiamo adesso questi. Facciamo il giro. Vai, dentro tutti. Ottimo, guardate ragazzi. Buonissimo. Mamma mia. Pronti per il massacro. Perfetto, ora rimangono solo i marinai. Ottimo. Ok, allora gli uomini questi purtroppo se ne sono andati dalle macchine d'assedio. Quindi recuperiamo la posizione. Mettiamoci qua.
E questi se ne vanno qui. Questi, riprendete posizione. Dovreste riuscire a farlo, vero? Perfetto, 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 ok. Adesso vediamo se abbiamo ancora il campo a disposizione per l'artiglieria, anche se non credo. Facciamoci un po' di lato. Mettiamoci così. Ok, attenzione qua. Ok, loro li teniamo più indietro perché ormai sono veramente alla frutta che abbiamo qua a disposizione. Ok, loro li portiamo qua. Li portiamo qui, assolutamente. Andiamo via, ragazzi. Voi qua. In realtà potrebbe essere una buona idea quella di attaccarli. Attacchiamo. Attacchiamo, attacchiamo anche con questi. Infatti scappano. E questi si rimettono in difesa. Bene. Diamo un gruppo di selezione. Ok. Arrivano, quindi ce ne torniamo indietro. Bellamente. Via. Allontaniamoci anche con la cavalleria. Qui sembra non arrivare nessuno. Vediamo se riesco a portare via gli scorpioni di posizionarsi qua. Tipo qua così. E sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Allora qui ci ritiriamo. Questi potrebbero finire qua. Ah, un'unità. Cosa sta facendo questa di unità? Dietro, dietro. Dietro, pazzi. Pazzi, pazzi. Ho fatto una cavolata. Ah, ok, guardate che si sono ripresi. Questi li portiamo un po' più indietro. Ok, stiamo arrivando, ragazzi. Ok, sportiamoci di qua. Stiamo arrivando tutti. Ok, generale lo teniamo qua. Attaccheremo gli arcieri da dietro. Ragazzi, non è stata una roba un po' disperata questa, però dovremmo farcela. Ok. Ok, si dovrebbero essere ripresi. Lasciamoli caricare e dopo li andiamo a prendere dal dietro se riusciamo. Ok. Ok. Ragazzi, dovete arrivare prima che arrivino loro, Forza. Attenzione alle frecce di questi che non mi piacciono mica. Hanno solo 2 unità. Vedo già qualche giallo, Vedo già qualche giallo. Ormai sanno che la loro fazione... Guarda questi, maledetti. Ormai sanno che la loro fazione sta andando male. Butta male per loro. Ormai sanno che non c'è più nulla da fare. Chiudetevi. Ok, perfetto, si sono chiusi. Ok. Adesso, appena vanno via gli spadaccini, attacchiamo con la cavalleria. Ok. Spadaccini però stanno sempre un po' a rompere le balle. Proviamo. Non dobbiamo perdere il generale, Allora. Questi non possono rimanere a subire. Avanzare. Guardate che arrivano gli spadaccini ad affrontarci. Via. Via, via, via. Torniamo indietro. Mi piacciono questi arcieri. Metteteli in questa posizione e bersagliateli. Allora, gli scorpioni
potrebbero tirare. E che tirino. Vediamo se centrano l'obiettivo senza centrare i nostri, vediamo se ce la fanno. Non centrate i miei, per favore, grazie. Buttiamo dentro anche questi, buttiamo dentro anche questi. Ok, sembrerebbe che abbiamo linea di tiro pulita adesso. Questi, dai ragazzi, maledetti a voi. Ci sono anche delle altre unità qua che stanno arrivando. Non ne vedo altre, giusto? Esatto, ok. Scusate questo giramento. E direi che ci siamo, ragazzi. Direi che ci siamo. Eccolo qui l'attacco da dietro della mia cavalleria. Ottimo. Perfetto. E secondo fiato. Così lo diamo a tutti. E forza ragazzi, pushare. Pushare, pushare. Adesso prendiamo questi dal dietro. E ormai sono collassati. Lo spingono in avanti per paura della cavalleria, ma vengono completamente massacrati. Adesso ci spostiamo in questa zona subito. Completamente massacrati, ragazzi. Completamente. Ci spostiamo e andiamo di qua. No, non passate di qui, per favore. Da questo lato. Voi che siete... Magari voi no. Ok, voi... mettetevi qua. O meglio ancora qui. Ok. Ok. Voi solo voi vi mettete in questa zona. Ok. La mia cavalleria fuori da qua subito. Questi li mettiamo giusto qua, ma non penso di farli neanche combattere. Anzi, guardate, li lascio qui, direi. Che non si sa mai. Questi insieme agli esperti, va bene. Facciamo l'ultima barriera. Che sono unità comunque che non voglio perdere. Scorpioni, posizionatevi qua. Grandissimi scorpioni comunque. E poi qui, veramente unità partita. Loro stanno avanzando, hanno delle picche, però non penso siano un grandissimo problema. Magari andiamo avanti un po' con il gameplay. Ok. Andiamo via con la cavalleria. Perfetto, si sono posizionati. Chiamiamo una posizione un po' più bellina, perché così... Allora, in realtà possiamo anche avanzare e fare delle squadre un po' più grandi, in modo tale da poter fare un aggiramento poi eventuale. Perché no? Vai ragazzi, bombardate. Vediamo quanti proiettili hanno a disposizione. Ne hanno ancora un po', ne hanno ancora un po'. Hanno il 28% di munizioni. Ragazzi, il danno... ottimo. Facciamo il giro. Cavalleria ci mettiamo qua dietro. No, anzi, ho paura dei sassi, quindi ci mettiamo qua. E un po' di danno l'hanno ricevuto, Portiamoci leggermente più avanti, così sarà più facile poi l'aggiramento. Guardate, guardate, guardate. Mamma mia, scorpione, unità, partita. Gli hanno tolto già 15 uomini, 16. Su 150, 16 è un bel numero. Ancora, ancora. E soprattutto il morale, guardate ragazzi, già battuto il morale. Bello, mi piacciono, mi piacciono. Quanto ne è rimasto adesso di proiettili? Ok, stiamo anche colpendo con le frecce. Ottimo, ottimo.
Questi arrivano già con 25 uomini in meno su 150, ragazzi. Non male. Altra bordata di sassi, mamma mia, altro che 125. Mamma mia, 30 uomini in meno. Forza ragazzi, tutti sotto. Ora. Perfetto, hanno esaurito le munizioni giusto in tempo. Tutti sotto. E cavalleria dal dietro. Spostiamoci di lato perché poi quando la cavalleria lascerà spazio alle unità di fanteria interverremo. E poi c'è questa che mi sa che non sbarcherà mai e quindi sarà un bug del gioco. Però direi che la battaglia ormai è vinta, ragazzi. E voilà, perfetto ragazzi. Un bel paninazzo. Se perde l'ampeggiamento portiamo via tutti. Non capisco perché ho tutti questi malus. Fatica. Vabbè, ok, va bene. Instabili ma resistono, mi sembra. Mi sembra di capire. Instabili ma resistono. Ok, usciamo fuori con la nostra cavalleria. Ok. Dentro con i nostri. Gli altri sono ancora là. Ok, sono andati. E sono andati, signori. Battaglia vinta. Wow. Perfetto, ragazzi. Possiamo salutare Cartagine? Possiamo salutare Cartagine? Attenzione, 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 attenzione. Mamma mia. Mamma mia. Rullo di tamburi. Cartaginesi sconfitti definitivamente. Abbiamo perso una cavalleria. Dai ragazzi, cartaginesi sconfitti, dai. Dai, cartaginesi sconfitti. Io direi che uccidiamo. No ragazzi, sono ancora vivi. Sono ancora vivi, ancora per poco però. È ancora per poco. Maledetti. Oh, non mollano, è incredibile. Nemici fino alla fine. È vero che c'era anche quell'esercito lì. Mi ero dimenticato. Ci ritentano i pirati, ma prenderanno solo delle gran scoppole. No, ragazzi, ho sbagliato. Vabbè. La giocherò, ma non ve la farò vedere. Ok, ragazzi, combattuta la battaglia. Non ve l'ho fatta vedere, ho sbagliato a cliccare. L'ho combattuta io personalmente, ma direi che è andata abbastanza bene, direi. Ne ho fatto solo 56 morti e loro ne hanno avuti molti, molti, molti di più. Direi che li andiamo a schiavizzare. Perfetto. Ci chiedono un patto di non aggressione loro. Sì, va bene. Guarda, vorrei farti anche... No, va bene così, dai. Va bene così. Partecipa alla guerra contro Pergamon? No, ragazzi, non ora. Non ora. Io sono rimasto alla vostra parte, ma non voglio agire in maniera aggressiva contro di loro. Abbiamo perso un generale. Mi sa che la battaglia di prima ci ha fatto perdere il generale. Sì. Allora, andiamo su questo e ci prendiamo un politico. Ah, sono tutti politici. Allora andiamo su quello che ha le caratteristiche migliori. Io vedo un 754. Wow. Prendiamoci lui. Fatemi vedere dove sta.
Ok, a Gades, va bene. Sì, abbiamo perso il generale di Gades. Va bene. Ok, abbiamo fatto la tecnologia finalmente, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso dovremmo avere molte tasse mancanti. Ok, va bene. Molte più risorse, però in realtà, ragazzi, ai ai ai, vedo un meno 20. Ai ai ai. Ah, è morto. Ah, è morto per, in realtà, per la crisi alimentare. Ok, male. Malissimo. Ah, Tingis, intanto siamo a 7. Ok, perfetto. Wow, meno 20, ragazzi, meno 20. Allora, Corduba, andiamo a togliergli i bassi fondi perché ci mangiano veramente un casino. 10 oli di oliva, 2 commercio, no, io vado su... esatto, su questa qui. Allora, teoricamente dovrei riuscire a distruggerli in questo turno, ragazzi. Siete pronti? Io no, non sono pronto. Non è... Qui devo unire per forza le unità, perché sennò la vedo male. Ok. Però per il resto mi sembrano delle unità abbastanza forti. Siamo in una crisi veramente nera per il cibo, eh. Veramente nera. Wow. Wow, 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 wow. Allora, qui invece come siamo messi? Leggermente meglio, ma insomma. Ma insomma. Ma insomma. E qua invece, vabbè, qua sono messi molto male anche loro. Vediamo. Ok, quindi questi potrebbero andare a rientrare, va bene. La spia, dove l'avevo mandata? L'avevo mandata, ok, probabilmente in questa zona. Facciamole fare il giro. Allora, le mie imbarcazioni sono integre, perfetto, le loro sono messe male. Andiamo subito a intercettarle. Perfetto. E voilà, signori. Signori, flotta cartaginese. Addio. Andiamoci giù pesante. Due eserciti rimangono, di cui uno è un generale. Noi li facciamo prigionieri. Assolutamente. Abbiamo sbloccato le tradizioni navali, buonissimo. Vai, tiro con l'armamento pesante e va bene così. Allora, fatemi vedere, abbiamo sbloccato finalmente i contratti consensuali che ci dà molto più agio e molta più flessione fiscale, anche un più 3 all'ordine pubblico, meno 8 la corruzione nelle mie province, ottimo. Adesso devo andare assolutamente sul cibo, quindi 4 turni. La vedo dura però, la vedo dura. Che il cibo proprio scarseggia. Andiamoci a prendere questo, ma secondo me, ragazzi, non saremo noi a terminare a dare la disfatta. Intanto dare il colpo di grazia, ecco, mi sa che saranno gli altri giochi, ma ormai non c'è neanche più gusto. Torniamo indietro con questa legione. Direi che non ci serve rimanere lì in zona. Qui abbiamo l'altra legione che deve assolutamente magari posizionarsi qui, perché col discorso, con la carestia che abbiamo, ragazzi, è veramente tosta resistere a questa enorme quantità di fame che abbiamo. Magari ci prendiamo delle unità un po' più, facciamo 4-4, 2 di cavalleria e per ora la chiudiamo così, anche perché non so se nel prossimo turno siamo ancora in grado. Non abbiamo neanche la visione, ragazzi. Ai ai ai, ai 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 ai. Puntano all'Epis. Beh, ci sta. Ci sta. Allora, a questo punto la flotta io direi che deve andare in questa direzione. Assolutamente.
Qui intanto abbiamo un'altra legione ferma, messa malissimo anche lei. Il cibo ormai ci sta veramente massacrando. Però non possiamo fare altrimenti. Wow, ragazzi. Allora, qui abbiamo la nostra spia, non ci serve più in questa direzione, ci potrebbe servire in quest'altra, ma in realtà una secondo me è più che sufficiente. Vabbè dai, ne teniamo due, giusto per essere sicuri delle mosse del nemico, e direi che andiamo a fare il sabotaggio dell'esercito. Qui abbiamo ancora Cartagine, che si nasconde. Ok, qua abbiamo un esercito nostro alleato. Wow, 18. Potrebbe impensierire abbastanza. Cerchiamo di tenere questo in zona. Non che ci impensierisca, però potrebbe benissimo prendere questa via qua e attaccarci Toletum, quindi non mi fa impazzire la cosa. Loro sono abbastanza in forma. A questo punto direi di dare il colpo di grazia perlomeno qua sull'isola a questi. E tra l'altro ogni turno che passa continuiamo a perdere cibo. D'altronde però non possiamo fare altrimenti. Questi non credo che siano in grado di spostarsi, esatto, in tante direzioni. Ok, questi possono viaggiare, va bene. Ragazzi, siamo in cerca di cibo. Qui dobbiamo vedere una provincia che ci può dare qualcosa di cibo. Qui abbiamo un fra 2 turni un po' di cibo. Qui sono spawnati dei ribelli, non ancora. Ok, non ancora. Comunque il cibo qua ce l'abbiamo. Anche qui abbiamo del cibo. Ah, eccoli qua, guardate qua. Loro abbiamo che ci danno noia con il cibo. Infatti adesso siamo già passati da meno 22 a meno 19. Ma direi che gli andiamo contro assolutamente. Ci teniamo in formazione, in modalità di protezione. Non li faremo fuori, ma infliggeremo dei danni abbastanza considerevoli. Se, più o meno. Sì, no, dai, abbastanza. Li andiamo a uccidere, che non devono più verificarsi queste cose. E voilà. Perfetto. Bellissima sempre l'animazione, devo dire. Siamo passati a meno 18. Pensavo meglio, vi dico la verità. Portiamoci a nord. Pensavo meglio. Allora, potrei unire 2 di queste artiglierie e prendermi una truppa di queste. Mi sembra la cosa migliore per bilanciarle. Riuniamo queste 2, ok, e ci prendiamo un po' di tiro, che ce n'è bisogno. Qua ci sono degli uomini germanici, interessante, magari per un gameplay successivo andare a ad avere degli uomini germanici in una legione, fare qualcosa di ibrido. Sarebbe interessante. Qui, ok, l'abbiamo fatto. Ad Aleria, ragazzi. Non avevamo i soldi, mi sono dimenticato ancora, maledizione. Questa la paghiamo, perché doveva essere del cibo quello, ragazzi. Porca miseria. Tra l'altro l'Epis, mamma mia. No, non voglio neanche pensarci. Non voglio neanche pensarci, ragazzi. No, questi io magari aspetto a farli. Meno 2 al cibo. Aspettiamo, facciamo prima qualcosa di più utile e diamo un colpo finale ai cartaginesi, che se la scappano proprio sotto il nostro naso. Ma qua abbiamo anche i rinforzi. Beh, pochissimi però. Direi che non ha neanche senso giocarla e eliminiamo così i cartaginesi. Signori, i cartaginesi sono veramente sul momento del tracollo. Potremmo dire che sono già terminati adesso. La loro disfatta è già stata fatta adesso, ma non cantiamo prima del... Prima del... cioè non facciamo i conti senza l'oste, ecco.
Allora, io direi che abbiamo fatto una puntata abbastanza lunga, poi vediamo se esce troppo corta con i vari tagli che farò, andrò a aumentare il minutaggio, vedremo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Dai che facciamo fuori cartagine, dai cavoli.